Ben ritrovati, consueto appuntamento con ore 13, ultima puntata della settimana e il titolo che abbiamo dato a questa trasmissione credo sia già abbastanza chiaro. Non mi ricordo francamente quanto tempo fa, ma in un altro studio dove all'epoca forse era la Voce del Mattino, forse la Voce a Rete, con Alessio Morosino ospite in studio, tenni a battesimo la nascita di un movimento che si chiama Indipendenza Veneta. Movimento che adesso ha uno scopo molto preciso per ottobre. Dato che ore 13 poi durante l'estate normalmente va in vacanza, ho voluto pensare di farvi sapere un po' qual è il cosiddetto stato dell'arte. Tra l'altro questa sera ho anche il piacere di poi poter moderare un loro incontro a Spresiano, e così per cavalleria comincio da chi ha organizzato l'evento, che è Sara Ceccotto, responsabile per quanto riguarda appunto le manifestazioni di Treviso Nord, che è la più tranquilla qui in studio. Quindi io pensavo, anzi, voi siete cavalieri, facciamo parlare solo lei. Così, così assistiamo alla morte in diretta, che funziona benissimo. Ma sta già cambiando colore, cioè, sta passando dal rosa al paolazzo intenso. Può dire buongiorno? Buongiorno. Beh, perfetto, questa è l'unica cosa che dice in trasmissione. Poi abbiamo invece, l'avete già conosciuto, Gianluca Panto, che è uno dei soci fondatori di Indipendenza Veneta, bentornato in questi studi. Grazie. E credo sia la prima volta invece che invito Gianluca Busato, che è il portavoce, che è forse il più sanguigno. Si può dire così? Sì, altro che. Si può dire così. Allora, buongiorno a tutti. Visto lo stato di panico dell'unica donzella in studio, chiedo ai due signori chi vuole cominciare a dire e spiegare ottobre che cosa rappresenta. Vi ricordo poi che se volete intervenire, sempre nel garbo, preciso, un collega da Feltre mi ha fatto notare, lo saluto Ivan Perotto, la mancanza di contraddittorio. Ore 13 normalmente non è un contraddittorio, cioè non nasce con questo scopo, non è un dibattito, e in ogni caso in questa circostanza lo scopo è quello di spiegare. Poi chiaramente voi potete essere d'accordo oppure no, applaudirli o biasimarli, nei limiti di correttezza da parte vostra le telefonate sono accettate in qualunque direzione, ma lo scopo di quest'oggi non è creare il bailam che piace in tanti studi televisivi, ma farvi spiegare che cosa stanno pensando di fare se ci arrivano. Allora vi ricordo 0422 796 732 se volete intervenire. Mi è venuto in mente che lei ha già parlato tante volte in studio qui, mio ospite. Sì. Allora la parola al debuttante, prego Busato. Grazie Fioravanzi. Beh, il 6 ottobre è la data determinata per la celebrazione del referendum di indipendenza del Veneto. Prima cosa, quindi si fa, è certo? Allora, è chiamato a pronunciarsi, ad approvare la legge referendaria proprio per l'indizione del referendum stesso, il Consiglio regionale. Qui c'è un ringraziamento da fare per un UDC che ha cominciato? Sì, assolutamente per il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, che tra l'altro ha dimostrato... Presidente del gruppo UDC? Ora è Futuro Popolare, se non credo. Popolare, vabbè, comunque esatto. Per far capire, visto che poi i nomi cambiano, che nasce nella scuola dell'UDC. Assolutamente, e nasce anche, devo dire, a dimostrazione di una... apertura intellettuale non indifferente, perché appunto Stefano Valdegamberi, come egli ha testimoniato in occasione della risoluzione 44... Io credo che al referendum probabilmente voterebbe contro la vostra idea. No, io credo di no. Io credo che... Voterebbe per un Veneto indipendente? Sì, perché diciamo, egli è convinto, o l'ha detto almeno negli ultimi comunicati che ha rilasciato, che indipendenza del Veneto non significa guardare al passato, ma significa guardare al futuro, alla costruzione di una nuova Europa, alla costruzione di una nuova, se vogliamo, anche comunità mondiale basata proprio sulla riscoperta di quelli che sono le antiche comunità. 6 ottobre. Assolutamente 6 ottobre, e a metà luglio si va a votarlo, ad approvarlo in Consiglio regionale del Veneto. Secondo lei, Panto, il Consiglio regionale del Veneto voterà perché si celebri questo referendum? Sono certo che la seduta avrà luogo e personalmente sono fiducioso che possa raccogliere un largo consenso trasversale. E ci sono numeri giuridici perché possa essere indetto? Basta la maggioranza semplice, serve una maggioranza qualificata? Dunque basta il quorum della maggioranza degli elettori che si presenti al voto. No, io parlavo in Consiglio regionale. Per maggioranza dei consiglieri maggioranza regionali. Semplice, sì. Quindi maggioranza semplice. 31 consiglieri regionali su 60, o comunque la maggioranza dei consiglieri presenti con la presenza del quorum, ovviamente, perché la seduta sia valida. Non chiedendo a Prodi, che in questi conti non è il migliore che abbiamo in Italia, e neanche a Bersani,
che non è neanche lui tra i migliori nel fare i conteggi, avete già fatto i conti se avete almeno 31 voti? Sì, beh, noi abbiamo una forte presenza, diciamo, già come firmatari siamo su 20, ci sono 20 consiglieri, ci siamo fermati. In regione? Ci siamo fermati dallo spingere, cioè si è fermato, diciamo, Stefano Valdegambri dallo spingere nella raccolta di Ma firme. lei sa che di memoria corta non siamo, ma applaudirono un nome come candidato presidente all'unanimità e 100 poi nell'urna non votarono, quindi non è che vuol dire per carità, io questo lo dico senza offese ai politici veneti, ma questo abbiamo visto nella politica nazionale, quindi non è che 20 hanno firmato, sono 20 che voteranno sia il referendum. Sarà un voto palese o un voto segreto? Sarà molto probabilmente un voto palese. Molto probabilmente, non è certo. No, ovviamente il Consiglio si riserva questo genere di le modalità. Sarà deciso dalla Commissione regionale affari istituzionali che sta istruendo ovviamente il processo legislativo, perché essendo una legge regionale deve essere questa ovviamente istruita dalla competente prima commissione regionale che si riunirà il 27 giugno prossimo, sentendo anche la commissione degli esperti giuridici che si pronuncia sul punto. Al di là delle battute, lei è molto giovane, io mi immagino un pubblico di giovani, io sono venuto ai vostri incontri, ho visto anche dei giovani partecipare, non è tutto troppo complicato? No, non mi sembra. Io ero nuova di politica e francamente mi sono trovata bene subito. Cioè il percorso è lineare, molto molto semplice, giustamente le parti legali se non si conoscono si apprendono. Ovviamente non mi metto io a scrivere la risoluzione 44 piuttosto che il progetto di legge, però li capisco, cioè capisco cosa vogliono dire, capisco a che punto vogliamo Direi arrivare. perché c'è dentro, per uno che si sta ascoltando da casa, Beh, io che ero abbia fuori. 18, 20 anni, 25, non è troppo complicato? No, io fino a dicembre ero completamente fresca, ero fuori, non sapevo assolutamente cosa fosse Indipendenza Veneta, cosa fosse la risoluzione 44 e quale fosse il percorso. Ho aperto il sito, ho letto, molto semplicemente sono andata ad un incontro e negli incontri viene spiegato tutto quanto a livello elementare. Quindi è Vogliamo facilissimo. spiegare questa risoluzione 44 che cos'è, Panto? La risoluzione 44 è un atto che è stato fatto dalla Regione Veneto, la quale ha sostanzialmente recepito e riconosciuto un diritto naturale che già esiste, che è il diritto di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto anche da tutti gli stati che hanno aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui l'Italia. È stato fatto ancora negli anni 70 un trattato e l'Italia l'ha riconosciuto, l'ha ratificato e la Regione Veneto ha in un certo senso, attraverso questa risoluzione che è stata votata a larga maggioranza all'interno da parte del Consiglio regionale lo scorso novembre, la Regione Veneto ha voluto come dire, rinforzare la valenza di questo diritto di autodeterminazione portandolo sulla piattaforma regionale. Veniamo al punto. Come un atto preparatorio. Posto che il referendum, se si farà, perché a questo punto abbiamo detto non è ancora detto, perché il Consiglio regionale potrebbe anche decidere di non farlo, corretto? Può anche il Consiglio regionale, finché, cioè, sì. Diciamo alla Trapattoni, non dire gatto finché non ce l'è nel sacco. Quindi allora il sacco è aperto, però il gatto deve entrarci il 24 luglio, no? Quando ha detto? Metà luglio. Allora, quindi facciamo comunque che il referendum si faccia. È un referendum di opinione. Tutti i referendum sono di opinione. No, attenzione, quando si abroga una legge, se il referendum passa, la legge la si fa e poi si tarocca per rimetterla, tipo il finanziamento pubblico ai partiti, il Ministero dell'Agricoltura e quant'altro, oppure la nazionalizzazione della RAI. Qui stiamo parlando di un riferimento consultivo che non ha un valore legislativo, corretto? Non ha un valore legislativo, però ha un valore di interrogazione popolare e serve al Consiglio regionale non per fare un sondaggio, ma per raccogliere l'opinione dei cittadini veneti e conseguentemente mettere in atto i passi successivi che richiedono per essere messi in atto il pieno consenso popolare che deriva dal voto. 4 ottobre, 6 ottobre. Immaginiamo di essere il 6 ottobre, io vado a prendermi la scheda referendaria, cosa trovo scritto? Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì, no. Una repubblica indipendente sovrana, o sì o no? O sì o no, molto semplice, molto lineare. Non ci sono doppi sensi o trabocchetti. Allora, una delle prime domande che mi vengono in mente, anche se una risposta già me l'hanno data in un'altra circostanza,
se il Veneto diventa una repubblica sovrana indipendente, io ho visto nel lancio via Facebook proprio dell'incontro di questa sera a Spresiano dove? All'Hotel Spresiano. A Hotel Spresiano. Ho visto un gruppo di amici che ha detto noi in 4-5 arriveremo da Gorizia e Trieste. Facciamo che siamo oltre, proprio nella fantasia, oltre. Il Veneto è una repubblica indipendente sovrana. Il Friuli Venezia Giulia è ancora Italia. Certo. Diventa l'Alaska del... No, può diventare, sarà sempre il Friuli Venezia Giulia a decidere. Se il Veneto solo si stacca, diventano l'Alaska italiana. Può essere un'exclave appunto dell'Italia, oppure può scegliere, come ha fatto il Veneto, di fare una lei propria non strada. può decidere per loro. Se il Veneto da solo diventa indipendente, loro diventano stile Alaska con gli Stati Uniti. Un'exclave. Si chiama così. Sarebbe un'enclave se fosse attaccato, ma essendo staccato è un'exclave. Va bene il paragone dell'Alaska? Sì, l'Alaska è perfetto perché non c'è continuità territoriale. Se uno vuole trovare indipendenza veneta per farne parte, dove può andare, Panto? Saluto il telespettatore, lo ringrazio. Può venire a Spresiano stasera. Può venire a Spresiano stasera, ore 21 a Spresiano, noi facciamo un grande evento pubblico regionale, quindi invito il signor Bisetto, mi pare di aver capito che si chiami. Diversamente, se uno non può. Diversamente può andare sul nostro sito internet indipendenzaveneta.net. Se uno non ha internet, c'è un indirizzo? Abbiamo una sede a Treviso in via Manin, a metà di via Manin in centro a Treviso. Un'altra sede, per esempio, a Carità di Villorba in piazza Aldo Moro 4, quindi fatevi vivi. No, giusto mi sembra corretto spiegare che, perché purtroppo a volte i cognomi fanno confusione e non è il caso appunto di confondere una televisione con un movimento, che poi siete un partito o un movimento d'opinione? Noi siamo un partito movimento, siamo un'associazione, quindi secondo me siamo inquadrabili in quello che normalmente si potrebbe definire partito, però ci sta un po' stretta la definizione di partito. Diciamo che se ci definiamo un movimento e quindi diamo più largo respiro alla nostra azione, questo secondo noi è meglio, perché per esempio siamo anche un movimento referendario, però non siamo solo un movimento referendario, perché per esempio partecipiamo alle tornate elettorali, politiche, provinciali, comunali. Guardando alla storia dei movimenti venetisti, partendo da Rocchetta e la Marin, che fondarono ma non posso dirlo. Telefonate, buongiorno. 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 Sono Maurizio. Volevo fare una premessa. Le chiedo scusa, la mia curiosità. Scusi, Maurizio, dopo che cosa? Da Preganziola. No, il cognome, se posso chiedere. Aronica. Aronica, siccome c'era un Maurizio Dago Demma che doveva chiamare, non mi domandavo se era lei. Prego. No. Scusi, è una curiosità mia. Niente. No, mi aveva scritto su Facebook, se posso chiamo, mi domandavo se era lui, prego. Allora, volevo fare una premessa. Dato che lì ci sono delle persone che parlano di indipendenza del Veneto, volevo solamente dire che l'Italia è un paese che per tradizione, per cultura, diciamo, si basa sull'unione nazionale. Detto questo, io personalmente, se fanno un referendum conoscitivo, voterò no per l'indipendenza del Veneto. Più che altro io consiglio ai suoi ospiti di battersi, che io condivido, attenzione, per l'indipendenza fiscale. Ok? D'accordo, grazie mille. Allora, vorrei solo una cosa, se mi permette di contestarle. Quando ho detto per tradizione, io che al limite posso essere un italianista, anzi sono un europeista, l'Italia è uno Stato da molto poco. Quando la Francia era Francia, la Germania era Prussia, la Spagna era Spagna, l'Italia era la Repubblica di Venezia, il Granducato di Toscana, il Regno del Papa, il Regno di Due Sicilie. Quindi attenzione, l'Italia è Italia da poco. 2 minuti, torniamo. Rieccoci in studio, stavo cercando un po' di ripercorrere la storia dei movimenti veneti. Mi ricordo appunto Marilena Marin e Franco Rocchetta a fondare la Liga Veneta, poi credo ci fu il passaggio di Beggiato, sì, l'Unione del Popolo Veneto. Con l'Unione del Popolo Veneto, divenne consigliere regionale con quella sigla, ma rimase una cosa per un certo verso episodica. Sì. E poi con l'uscita di Comencini
e del gruppo della Lega Nord di 6 su 7, se non ricordo male, dal partito, cominciò la storia forse di, non so se Veneto di Europa, adesso non vorrei ricordare. Veneto d'Europa, Liga Fronte Veneto. Liga Fronte Veneto con Fabio Padovan, e quindi vi sto già raccontando delle sigle che sono nel tempo scomparse, che sono fallite. In quella fuoriuscita c'era Alessio Morosin, che era all'epoca consigliere regionale, insieme appunto a Comencini, ad altri, che in parte poi parteciparono alla fondazione, parteciparono a Progetto Nord-Est, di cui appunto ricordare il telespettatore, che fu voluto da Giorgio Panto. Con la scomparsa appunto di Giorgio Panto ci fu una dispersione, questa galassia nuovamente, dopo il successo che portò Foggiato e Canciana ad essere consiglieri regionali, nacque Veneto Stato con gli errori tipici dell'indipendentismo veneto, che non ha mai saputo fare squadra, parliamoci chiaro, e da Veneto Stato poi si è passati oggi a indipendenza veneta, il cui scopo, abbiamo detto, è la formazione, l'ideazione, la volontà di riportare il Veneto ad essere una realtà autonoma. L'idea del telespettatore di che l'ho detto, indipendentismo fiscale, potrebbe essere sufficiente? Sarebbe meglio che niente? No, il problema è molto semplice, la concretezza dell'obiettivo. L'indipendenza politica ha in sé tutti gli strumenti attraverso il percorso che noi abbiamo individuati per essere raggiunta. L'indipendenza fiscale fondamentalmente potrebbe essere raggiunta solo per concessione dello Stato italiano, presso il quale noi non abbiamo voce e peso, perché siamo una minoranza. Grande Hong Kong. Sì. E poi comunque dovrebbero deciderlo loro, e questo ovviamente non può essere, perché lo Stato italiano dipende economicamente dal furto fiscale del Veneto, non si reggerebbe in piedi, dal furto delle risorse fiscali e attraverso appunto il furto delle tasse del Veneto. Il furto. Se posso intervenire su questo aspetto. Lei si appena espressare quello che ha detto. Sì, me la prendo tutta. Una semi-indipendenza fiscale, tra l'altro, ce l'abbiamo già in alcune province autonome italiane. Pensiamo alla provincia di Trento e di Bolzano, che hanno, come dire, una semi-indipendenza fiscale che arriva al 90%. Ricordo sempre, per chi non ci ascoltasse, scusi se interrompo, che il Veneto, di quello che versa, ha di ritorno da Roma circa il 20%. Il Friuli-Venezia Giulia, regione autonoma, ha circa il 60%, il Trentino viaggia verso il 90%, parrebbe a certi conti la Sicilia abbia il 200%. Punto, prego. E non significa solo avere indipendenza fiscale. Trento diciamo che ha l'indipendenza fiscale, però non ha la possibilità di mettere in atto una politica fiscale propria. Per esempio non può ridurre le tasse, che è uno dei problemi principali che frena la crescita in questo momento. Ma non può ridurre il prelievo. Il sistema della tassazione resterà quello italiano e quindi non può mettere in atto una politica fiscale propria, per esempio che preveda l'abbassamento dell'IVA dal 21 o al 22%, che tra poco diventerà, al 10-15%, come avviene in altre zone d'Europa. Non può togliere l'IRA. Però il Trentino fa offerte alle aziende venete, offerte convenienti per il trasferimento, perché comunque ha delle possibilità diverse dal Veneto. Anche la Carinzia. Sì, la Carinzia, però la Carinzia è Austria. Mi sembra che proprio gli industriali di Veneto siano arrabbiati quando hanno visto le lettere dal Trentino, se non ricordo male. Io ho visto, perché faccio l'industriale anche, per la verità adesso sono più un imprenditore, sono un ex industriale, e so che il Trentino fa queste offerte, e ho esaminato, però di aziende venete che dopo alla fine si siano effettivamente trasferite, in pratica non ci sono stati questi treni. Non erano così appetitose? No, perché ci sono delle alternative equidistanti, penso alla Slovenia, penso all'Austria, praticamente, che sono molto più vantaggiose. La Slovenia, che peraltro sta avviandosi verso una grave crisi, a sentire come mi raccontano gli sloveni. Non sono d'accordo, questa secondo me è disinformazione e demagogia che non trova. Gli sloveni sono convinti però di essere sull'orlo del baratro. No, perché bisogna considerare loro cosa che hanno fatto. Hanno fatto semplicemente una politica per aiutare le imprese anziché aiutare le banche, e quindi c'è stato un trasferimento di liquidità verso le imprese che sono state massicciamente finanziate, imprese che sono entrate leggermente in crisi, perché chiaramente la crisi della domanda riguarda tutta l'Europa.
però attraverso questo processo loro hanno avuto la possibilità di creare un impianto industriale che non c'era, sostenendo le imprese che comunque sono più capitalizzate di quelle italiane. È un falso mito che è stato messo in giro in questi mesi. Ma Telefonate, buongiorno. Sì, buongiorno Fabio. Daniele a Piovene Rocchette. Saluto Daniele Pamato, altra persona a cui mi lega un rapporto di affetto e amicizia, prego. Intanto volevo salutare i tuoi ospiti e dire speriamo che qualcuno porta a casa un risultato, visto che ormai il Veneto il mondo si continua a spremere, quello volevo dire, ecco. Speriamo che qualcuno riesca a fare. Daniele, so che è una persona che oggi, pur avendo una famiglia, sta facendo i conti personalmente in maniera pesante, facendo i conti familiari con la crisi, quindi capisco la sua attenzione nei confronti di un tema che dovrebbe portare a un miglioramento economico. Come tanti, purtroppo questa è la situazione. Dico giusto, Daniele? Sì, esatto, perché veramente noi operai o anche altre persone che hanno un'azienda, un'attività, purtroppo ci stanno mettendo a terra tutti quanti, ecco. Questa è è quella situazione che fa sì che questa situazione che vive il telespettatore è condivisa da tantissime famiglie, da tantissime persone ed è un po', se vogliamo, la benzina, la miscela che sta facendo emergere con grande forza anche la volontà di indipendenza. Gli cinesi usano un ideogramma per descrivere sia la minaccia che l'opportunità. Ecco. Secondo noi questa è proprio la chiave di lettura in questa situazione drammatica che viviamo all'interno dell'Italia, che ricordiamoci è il paese con la minor crescita decennale economica al mondo. In questa situazione dobbiamo essere al mondo. Qualunque paese africano va meglio di noi. Come crescita economica nei 10 anni. Qualunque paese africano, no, a dire il vero c'è un paese che ci ha superato, che ha fatto peggio di noi. È stato Haiti, che ha avuto un terremoto devastante, 179esimi su 180. Allora in questa situazione è chiaro che noi dobbiamo saper alzare lo sguardo e individuare un obiettivo più alto, e questo obiettivo più alto è proprio la grande opportunità che si presenta con la autoconsapevolezza che sta emergendo verso appunto la creazione della nuova Repubblica Veneta, verso l'ottenimento della nostra indipendenza. Lei si sente europea? Io mi sento veneta, prima di tutto. Io chiedo, si sente europea? Sì. Si sente italiana? No. Si sente veneta? Sì. Veneta ed europea? Sì. Cosa vuol dire essere veneta e cosa vuol dire essere europea? Beh, essere veneta vuol dire essere piantati nella propria terra, cioè io vedo la differenza tra un veneto e un lombardo piuttosto che un pugliese, piuttosto che un austriaco. Questa sera c'è un lombardo vostro ospite? C'è un lombardo nostro ospite. Cos'è, un immigrato? Certo. Gli daremo la cittadinanza onoraria. Straniero? Sento questa differenza, però sento allo stesso tempo cosa accomuna un trevigiano ad un veronese piuttosto che a un bellunese. Quindi sì, vedo la differenza tra noi. Ed europea? Perché? Europea perché siamo tutti sulla stessa barca fondamentalmente, siamo tutti con la stessa idea di economia, di macroeconomia, di unificazione delle leggi, e quindi mi sento europea, insomma. Fra l'altro dico che quando io mi sento europeo quando parlo magari di Slovenia, di Croazia, forse anche di Francia o di Spagna, quando parliamo di altri stati, comprese le repubbliche baltiche piuttosto che Romania, io mi sento molto meno europeo di quanto non mi senta nel resto d'Europa. Ben ritrovati, 0422 796 732, stiamo parlando di un percorso che un movimento che si chiama Indipendenza Veneta vorrebbe far fare al Veneto. Abbiamo detto, metà luglio serve un voto del Consiglio regionale in cui una maggioranza semplice, quindi 31 consiglieri, decida di voler fare un referendum il 6 ottobre. Se il 6 ottobre si farà il referendum, ci sarà una scheda che potrà essere votata con scritto? Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? E basta. Questo referendum è un referendum consultivo, quindi vale in realtà anche qui la maggioranza del 50+1. Sì, è corretto? Allora andiamo oltre, facciamo che siamo arrivati al 7 ottobre e c'è che il 50+1
secondo un sondaggio fatto da chi era? Beh, noi abbiamo fatto un sondaggio a dicembre che dava il 56,7% di elettori veneti favorevoli Ma all'indipendenza c'era del un Veneto, sondaggio che MPS c'era un altro Marketing, sondaggio precedente che parlava del 53,3%. Non c'era uno del 76? Pubblicato sul Gazzettino. Non c'era uno vecchio del 76, no, ricordo male. E qualcuno, sì, del Corriere della Sera è arrivato ai margini dell'80%. Appunto, il 76% del Corriere della Sera. Dice, siamo al 7 ottobre e c'è un voto favorevole. Sì. Che succede? Non cambia niente. Beh, Il Veneto continua a essere una regione italiana. Allora, il 7 ottobre... Corretto? Corretto? Il 7 ottobre... Corretto? Il 7 ottobre sì. Il 7 ottobre c'è il voto favorevole, ma il Veneto rimane, e lo è anche l'8, il 9, il 10, l'11. Beh, adesso non allunghiamoci troppo, diciamo che in quel momento... Scusate, siamo seri, l'8 ottobre è Italia, 9 ottobre è Italia, 10 ottobre è Italia e anche il 20 ottobre. Non è che uno c'è. Sì, ma non andiamo troppo oltre perché i casi poi si capita qualcosa di diverso. Faccio un esempio, perché queste cose sono avvenute vicino a noi. Il Montenegro, che oggi è una repubblica indipendente, ma che nel 2006 era ancora parte di uno Stato unito assieme alla Serbia, ha celebrato il proprio referendum e, che anche quello era un referendum consultivo, con monitoraggio internazionale, e dopo 40 giorni è nata la Repubblica del Montenegro. Cioè lì a novembre potremmo essere Veneto indipendente. Quindi diciamo dal 7 ottobre, non sarà chiaramente il 7 ottobre, ma la giunta regionale, la Regione Veneto, avrà un pieno mandato per fare la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Veneto e per far nascere la nuova Repubblica Veneta. Lei ci crede davvero? Io so che quando Morosini mi ricorda sempre che avevo definito Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì, so che c'è questo scetticismo che girava qualche anno fa, ma ormai lo scetticismo sta scemando perché la situazione è tale per cui devono essere prese decisioni anche politiche urgenti, immediate. Non possiamo consentire alla crisi di divorare. Una scelta politica, una scelta culturale o una scelta economica? È un insieme di queste scelte che si Mi fondano faccio le tra di percentuali. loro. Economia, politica, cultura. 33, 33, 33. Questo dal mio punto di vista, poi per qualcun altro probabilmente pesa di più. Scusi, lei ha fatto un il gesto fatto per lei, le economico. percentuali? 33, 33, 33. C'è un 1% dovrei sapere dove finisce però. L'1% che cos'è? Ma io direi che sicuramente si equivalgono, però se c'è una componente che in questo momento fornisce l'elemento catalizzante, sicuramente l'aspetto economico. E poi c'è il progetto politico, che comunque, quindi diciamo l'aspetto culturale è sempre stato caratteristico del venetismo, ma le cose che sono cambiate in questi mesi sono proprio l'aspetto economico, la grave crisi, e l'aspetto politico, cioè la nascita di un nuovo progetto. Ecco, diciamo che io direi 40-40-20. Se domani il Veneto fosse indipendente, quanto cambierebbero le cose dal punto di vista economico per i veneti? Cambierebbero tantissimo perché nel giro di qualche mese noi potremmo innanzitutto tagliare il cuneo fiscale e consentire alle persone che oggi guadagnano 1.000-1.100 euro al mese di portare il loro stipendio e il loro salario a livello europeo, quindi viaggiare sui 1.700-1.800. Per le imprese ci sarebbe il taglio dei costi, per cui la persona che ti costa 1.800 non costerebbe il doppio o più del doppio, ma scenderebbe considerevolmente, quindi una persona che guadagna oggi 1.000-1.200 ne costa 3.000, successivamente guadagnerebbero 1.800 e costerebbero 2.200. In più ci sarebbe subito l'eliminazione dell'IRAP per le imprese, le imposte noi le porteremo flat a un valore molto basso, paragonabile a quello attualmente della Slovenia e dell'Austria, che lo stanno ulteriormente abbassando, e questo consentirebbe all'economia veneta, che è sostanzialmente un'economia manifatturiera vocata all'esportazione, di riprendersi e di tornare competitiva nel mondo con un rifiorire completo del benessere nel nostro territorio, con un beneficio anche per quelli che ci stanno attorno, perché chiaramente chi confina con paesi poveri diventa povero, chi confina con paesi ricchi ne riceve un beneficio perché ha la possibilità di amplificare. E il Veneto confinerebbe con la Lombardia e il Friuli. Certo.
Sono paesi ricchi? Chiaramente un rifiorire dell'economia del Veneto automaticamente... Gli altri si beneficerebbero del... Chiaro, perché hai la possibilità, i veneti diventerebbero maggiori consumatori e in considerazione del fatto che noi non produciamo nel nostro territorio tutto, non abbiamo nessun interesse a produrre tutto, diventeremo delle persone che acquistano beni e servizi nel territorio circostante, tra cui Friuli, la Lombardia, ma anche il sud dell'Italia. Tanti giovani italiani, specialmente tanti cervelli giovani italiani, fuggono verso le università americane. Tanti giovani italiani cercano fortuna, tra virgolette, in Olanda piuttosto che in Germania o in Danimarca. L'Eldorado adesso è diventato l'Australia. Lei ha mai pensato di andarsene? Sì, ci ho pensato più di una volta. Però ho scoperto accidentalmente Indipendenza Veneta e ho detto diamomi un'ultima possibilità. Andare dove? No, rimango. Ma andandosene dove? Pensavo proprio all'Australia in realtà. Ho un amico che si è trasferito lì anni fa e mi raccontava com'è tuttora la vita lì, com'è facile fare anche semplicemente la dichiarazione di redditi, come è riuscito a trovare lavoro facilmente, quali supporti è riuscito ad avere lui da italiano con i corsi di inglese per poter lavorare lì. Quindi ho detto sì, è lontano da casa, decisamente lontano, però con la mia passione per i cavalli, lì è lo sport nazionale, ho detto potrei unire l'utile al dilettevole, quindi lavorare e avere i cavalli, comunque star bene. Un Veneto che fosse indipendente potrebbe diventare l'Eldorado stile Australia per i giovani lombardi, friulani, toscani, piemontesi, campani, calabresi? No, Ritengo di sì. Abbiamo visto in questo ultimo ventennio il declino completo, per esempio, della formazione universitaria. Noi veneti siamo sempre stati la punta di diamante, sono nate qui le prime università del mondo. Non solo, c'è anche la prima donna laureata. Sì, abbiamo una tradizione secolare e le nostre università, Venezia, Padova e così via, primeggiavano fino alla fine degli anni 80, primi anni 90. Successivamente abbiamo visto un lento declino della nostra offerta formativa, sia come qualità, sia come mancato adeguamento della formazione affinché questa sia attinente al mondo che cambia. Per cui adesso i nostri giovani emigrano anche per studiare, vanno a Londra, vanno in giro per il mondo o semplicemente vanno anche a Milano. È impensabile che il Veneto non dia possibilità ai giovani da questo punto di vista, perché se non si investe nella formazione poi non c'è il trasferimento nella vita lavorativa e nel progresso di tutta una società. Bisogna fare in fretta, questo è un punto fondamentale. Vediamo le domande pratiche, perché io le ho sentite anche farvele, ma quindi tra, che so, adesso non mi ricordo dove sia il confine sul Friuli, se è la Tisana il primo comune, c'è la frontiera e di là passato a Desenzano la frontiera per andare a Sirmione? Allora no, non ci saranno frontiere, noi il nostro è un concetto inclusivo da questo punto di vista, è aperto. Probabilmente ci sarà, sì, quando noi passiamo il confine ci sarà un messaggino sul nostro telefonino che ci dice benvenuti in Vodafone Veneto. Quindi si immagina, quindi compagnie telefoniche ovviamente. E anche con tariffe molto più convenienti di quelle italiane. Autostrada, quindi con tariffe separate, tipo la Slovenia che per fare 5 km 15 euro. No, non si pagherà neanche l'autostrada in Veneto. In Veneto non si paga l'autostrada? Ma facciamo l'indipendenza per rifare una piccola Italia. Quindi l'autostrada italiana che parte a Torino mette un prezzo Torino-Trieste sfruttando la gratuità veneta, siamo pirla? No, nel senso che quando tu passi Veneto non si paga l'autostrada, cioè da questo loro punto di vista... devono mettere i caselli, devono fare le barriere. Loro fanno quello che vuole, l'Italia farà quel che vuole, mettere i suoi caselli, come fa quando vai in Austria, no? C'è il casello di uscita. Quindi in realtà il confine saranno le barriere autostradali. Sì, o l'SMS che ti arriva sul telefono. Da questo punto di vista siamo in Europa. Chi è pure presidenziale, parlamentare? No, noi siamo ovviamente per una concezione federalistica, per cui ci sarà una forte valenza delle comunità locali, come in Svizzera, per esempio. Province sì o province no? Le province sono un concetto molto italiano. In Veneto probabilmente hanno più senso quelle che erano le magnifiche comunità, per cui delle aree tipo... le vecchie comunità, le magnifiche comunità, quindi delle realtà più piccole e intermedie tra la comune e la provincia. Ma tutto questo, Panto, chi è che lo decide? Io ci ho scherzato, però a un certo punto
deve decidere come strutturarsi, che moneta dà. Bisogna fare un referendum per l'euro, per esempio? In un Veneto indipendente bisogna fare un referendum per stare nell'euro o è automatico? No, per entrare nell'euro. Perché... Bisognerebbe entrarci a quel punto? Sì. In Europa ci saremo automaticamente o bisognerebbe anche quello chiedere l'accesso? Bisogna chiedere l'accesso, però io penso che l'Europa corteggerebbe particolarmente una delle regioni più industrializzate d'Europa. Il Veneto indipendente il giorno dopo è fuori dall'Europa e fuori dall'euro? No, tecnicamente no, perché c'è una convenzione internazionale, la Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione degli Stati rispetto ai trattati, che fa sì che il trattato dell'Unione Europea abbia applicazione anche nel Veneto, per cui dal punto di vista tecnico c'è sicuramente la continuità istituzionale, quindi pacta sunt servanda, per cui... Quindi rimaniamo in Europa e rimaniamo nell'euro? E sarà però chiaramente a quel punto il popolo veneto investito della sovranità per decidere. Sarebbe euro sì o euro no? Ma dipende da cosa conviene. Euro sì, euro no? Oggi come oggi? Sotto l'Italia probabilmente è un problema. Euro sì? Col Veneto indipendente ci può stare. Tanto euro sì, euro no? Col Veneto indipendente? Secondo me ci conviene, no, ma questa è una mia idea personale. Euro sì, euro no, in Veneto indipendente? Domanda difficile, ma suppongo di sì. Suppone per l'euro. È tanto comodo in giro. Io sì. quando vado in Croazia a fare i conti delle monetine, quante sono? Per 7 ma anche perché divento pazzo, 2 minuti. Tra l'altro prima parlavamo, Panto, delle partecipazioni alle competizioni elettorali. Credo che con l'ultima tornata per la prima volta siete in maggioranza in un'amministrazione pubblica, è corretto? Sì, abbiamo fatto un sindaco a Vedelago. Lo considerate vostro? Sì, perché intanto ha avuto un grande consenso che è del 65%. No, per questo non si discute. Indipendenza Veneta ha raccolto un 18%, è stata la lista all'interno della coalizione che sosteneva questo sindaco che ha avuto più voti. Le altre erano liste civiche che non hanno avuto nessun problema. In regia la sta ascoltando un candidato delle altre liste, così, che non consiglia il suo sindaco di Indipendenza Veneta. Personalmente io lo considero un sindaco di Indipendenza Veneta, cioè è stato eletto soprattutto perché Indipendenza Veneta ha raccolto la maggior parte dei voti, ma ha anche messo in moto, sappiamo che quando si partecipa a una tornata elettorale ci sono dei tecnicismi. Quindi stiamo parlando di Vedelago, per essere chiari, giusto? Cioè bisogna essere preparati dal punto di vista tecnico. Parliamo di Vedelago? Sì, il know-how l'abbiamo messo noi. Va bene. Avrete, non lo so, noi dei vostri, quanti consiglieri avete eletto? Consiglieri comunali, ce ne sono altri 3, uno a Susegana, uno dicevo a Vedelago. A Vedelago, adesso il numero esatto non lo so comunque. Ma sarete in giunta quindi? Sì, 3, mi sembra che ci siano 3 assessori. Che cosa vuol dire per un comune avere un'amministrazione dove c'è quantomeno anche Indipendenza Veneta? Cambia qualcosa? Cambia qualcosa, certo che cambia, perché noi non siamo solo... Cioè nel locale cosa cambia? Tanto per capire. In un comune cosa può cambiare essere amministrati da Indipendenza Veneta rispetto dal PD piuttosto dal PDL? Per esempio adesso noi abbiamo presentato un progetto di legge regionale e abbiamo chiesto il sostegno dei comuni, cioè noi abbiamo detto ai comuni presentate un ordine del giorno, votatelo ed approvatelo. Ma per me, cittadino di Vedelago, mi cambia qualcosa oggi come oggi? Al di là del buon senso che uno può avere di più o di meno, per carità, perché io dico preferisco avere un bravo sindaco di un'idea opposta alla mia che un imbecille che teoricamente vota il mio stesso partito. E questo è fondamentale, quindi il buon senso è un conto, ma politicamente cambia qualcosa? Assolutamente, il centro di interesse strategico di Indipendenza Veneta è nel Veneto, il centro di interesse strategico degli altri partiti è altrove, per cui è chiaro che comunque c'è una convenienza a votare un movimento indipendentista veneto e un partito, una forza veneta. Avete appoggiato poi nel ballottaggio Gentilini, delusi dalla sconfitta? No, ma in realtà non ne facciamo una questione politica, tanto è vero che stiamo anche parlando anche con la nuova amministrazione proprio perché portino in discussione il progetto di legge 342, adesso non so... In regione però invece Lega Nord è maggioranza di governo. Sì. I rapporti con Lega Nord, ho fatto l'esempio Gentilini, come sono? Diciamo che sono notevolmente migliorati. C'è stato un incontro lunedì scorso tra il nostro segretario Lodovico Pizzati e il segretario della Liga Veneta Lega Nord Flavio Tosi.
E c'è stata una condivisione anche dal punto di vista dell'appoggio al referendum sull'indipendenza, tant'è vero che anche oggi sulla stampa il segretario della Lega Veneta ha detto sì, si può fare, e ha anche lanciato un'ipotesi. Però a me ha detto non porterà a nulla. No, in realtà si è cambiato, si sta, come diciamo noi, moralizzando, per usare... Luca Zaia? Luca Zaia si è già espresso in termini molto netti a favore del referendum per l'indipendenza del Veneto, ha detto che lui, non appena ci sarà la discussione in Consiglio regionale, voterà sì. Io in terra straniera, in quel di Umago, Sì. recentemente ho incontrato l'ex presidente del Consiglio regionale del Veneto, che oggi è uno, mi sembra, dei probiviri, che è Enrico Cavaliere, Sì. col quale ho parlato proprio di questo vostro progetto Sì, a tavola. E mi ha detto, ma lo facessero, ma comunque, anche se lo fanno, io sono d'accordo, ma credo che non si cava poi il ragno dal buco. Dillo son di Meolo, Enrico Cavaliere. Ma sicuramente può esserci anche qualcuno che ha una visione, come dire, magari Pessimistica? più pessimistica perché è stato bruciato dalle cattive esperienze del passato. In realtà qui si parla di un progetto totalmente nuovo, si parla soprattutto di un turbo politico che non c'era qualche tempo fa, che è dato Progetto proprio da nuovo, Indipendenza Lega Nord, Veneta. ricordiamo, abbiamo sentito parlare di secessione, abbiamo sentito parlare di federalismo, abbiamo sentito parlare di autonomia. Voi si parlate di indipendenza. Tra secessione, federalismo e autonomia, a quale ci assomiglia di più? Neanche una, perché in realtà indipendenza... La secessione non è uguale? No. Secessione significa una connotazione non pacifica e questo non va bene, non democratica. L'indipendenza del Veneto non è una secessione dall'Italia? No. Secessione tecnicamente è uno strappo traumatico, mentre indipendenza è un processo naturale, di velluto, è un percorso giuridico e soprattutto rafforzato dal concetto di sovranità popolare e del consenso dei cittadini, per cui è un cambio tranquillo verso una situazione di miglioramento e di evoluzione. L'altra cosa che volevo dire probabilmente che sicuramente molti sono pessimistici, ma bisogna tenere presente che questo progetto politico non nasce dalla Lega, ma nasce da Indipendenza Veneta e questo è il motivo per cui bisogna essere ottimisti. Immaginiamo il referendum del 6 ottobre, che io mi auguro ci sia, perché io sono sempre dell'idea che è giusto che le idee possano essere espresse. Poi il popolo è sovrano, così come per il Bocciò, la devolution fatta da un governo che pure era in quanto tale maggioranza nel paese, ma la maggioranza degli elettori la bocciò. Quindi io sono favorevole che ci sia il referendum, qualunque poi sia l'esito, ma c'è il tempo di farlo arrivare ai 4 milioni e mezzo di veneti, la consapevolezza, la coscienza di che cosa avranno di fronte, di cosa voteranno, di che cosa significa? Beh, indubbiamente servirà una grande campagna di comunicazione. Costa? Costa fare il referendum o fare la campagna? Il referendum chi lo paga? Il referendum, vediamo, perché adesso noi stiamo... No, chi lo deve pagare? Di chi è la competenza? Può darsi anche che non sia necessario pagarlo, perché qualcuno ha detto che il referendum costa e non si può fare. Quindi noi ci stiamo già preventivamente organizzando per abbattere i costi e portarli molto prossimo. Chi ce l'ha in carico perché sia un referendum valido giuridicamente? Ce l'ha la regione come costo, chiaramente. No? Quanto costerebbe? Secondo noi un paio di milioni di euro, qualcuno ha parlato di 20 milioni di euro, che è una cifra su cui noi non siamo assolutamente d'accordo, tant'è che il grosso del costo arriva dal rimborso che bisogna dare alle persone che partecipano ai seggi. Esatto. Noi abbiamo già aperto un'anagrafe di volontari disponibili a fare questo lavoro gratuitamente. Vabbè, e questa è la parte organizzativa. Ma per far conoscere il progetto, io credo che per esempio, ne parlavo all'epoca con Calderoli che girava l'Italia, diceva io vado al sud e quando parlo di devolution mi fischia indietro, quando gliela spiego poi piace, ma non riuscirò mai a spiegarla a tutti. Io sono fiducioso che una volta stabilita la data del referendum e una volta indetto arriverà da parte di chi ha la possibilità economica, di chi ha in mano il potere economico in Veneto, arriverà a quel punto un grande sostegno, perché è un investimento che sarà ripagato enormemente. Tornando al mondo dei giovani che voterà, i giovani sanno di questo progetto, ne sono coscienti o francamente siamo molto lontani dall'avere una consapevolezza generale? Ho trovato la stessa quantità di persone che sanno e non sanno sia tra i giovani che tra gli adulti, mettiamo così.
quindi siamo 50 e 50. Se il 50% dei veneti non so di cosa si parla, andiamo al voto in queste condizioni, è una tragedia. No, 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 50 e 50 tra le persone che io conosco. Vabbè, però Cioè, se il 50% non lo sa è una tragedia. Noi abbiamo già concepito un piano di comunicazione di massa. Userete le televisioni, siamo qua. Ovviamente, Ma ci prestiamo così, sì, in maniera sì. volontaristica. Ovviamente sì, abbiamo anche iniziato e c'è già il consenso, l'approvazione da parte di imprenditori molto importanti che ci hanno già dato il loro ok. Una volta approvato al Consiglio regionale ci aiuteranno e ci sarà una raccolta fondi per rifinanziare questo piano di sicuro comunicazione. se ci sarà il voto e come andrà il voto i nostri telegiornali ve lo racconteranno e altrettanto vi informeremo poi su questo referendum cercando di farvelo capire, anche se abbiamo detto la domanda sarebbe molto semplice e altrettanto ne verrebbe seguito poi lo sviluppo in un senso come nell'altro. Grazie per averci seguito, grazie agli ospiti qui in studio, arrivederci, buon weekend.